Sembrava una notte come tutte le altre, quella che il 6 giugno 2000 avvolse la città di Chiavenna, un comune lombardo in provincia di Sondrio. Eppure, un fatto inquietante la renderà memorabile. Alle ore 22, una figura piccola uscì da un convento. Si trattava di Maria Laura Mainetti, suora della Congregazione delle Figlie della Croce, persona notissima a Chiavenna per la sua fervente attività di educatrice e di donna votata al bene. Il mattino dopo, un pensionato che passava lungo via Poiatengo, una strada alle porte di Chiavenna che conduce al Parco delle Marmitte dei Giganti, scorge una persona accasciata. Avvicinandosi, resta sconvolto nel vedere che quella persona è morta, brutalmente uccisa a colpi di pugnale diretti al volto. Quel cadavere apparteneva a Suor Mainetti. La notizia sconvolse la comunità. Nessuno riusciva a capacitarsi del fatto che una persona tanto buona e prodiga nei confronti dei disagiati, dei diversamente abili e dei bambini sia potuta finire uccisa. Subito la polizia iniziò a interrogarsi sull'accaduto. Come mai la donna, che solitamente non lasciava mai il convento di sera, era riuscita a quell'orario insolito? E come mai si era recata in via Poiatengo che, notoriamente, dopo il tramonto si popolava di tossici e sbandati? Forse la suora aveva avuto a che fare con un drogato, ma qualcosa non tornava. Molte delle 19 coltellate con le quali l'assassino aveva infierito sul suo esile corpo erano dirette al volto, e ciò stava a indicare la volontà di spersonalizzare brutalmente la vittima, facendo apparire l'omicidio come qualcosa di più personale, non un raptus di follia. Fra l'altro, la suora non aveva denaro così. Perché, dunque, tentare di rapinarla? La polizia ben presto venne a conoscenza di un elemento di svolta. La Mainetti era uscita la notte del 22 giugno a seguito di una telefonata da parte di una ragazza che disse di chiamarsi Erika, la quale aveva effettivamente già cercato di mettersi in contatto con la religiosa 3 giorni prima. La ragazza raccontò di aver subito una violenza sessuale a causa della quale era rimasta incinta. Preoccupata per la situazione, Suor Mainetti decise di incontrarla, ma essendosi presentata con un'altra donna del Movimento per la Vita, Erika preferì andarsene. Fu per tale ragione che la notte del 6 giugno la suora si recò all'incontro in piazza Castello senza accompagnatori. Prima di uscire aveva contattato Don Balatti, parroco di Chiavenna, per chiedergli di effettuare una piccola perlustrazione temendo che in giro a quell'ora potesse esserci qualche tossicodipendente. Don Balatti eseguì la richiesta e confermò alla Mainetti che la serata era tranquilla. La donna, rassicurata, andò all'incontro. A questo punto gli inquirenti iniziarono una febbrile ricerca di questa Erika, controllando tutti gli ospedali della zona. Ritenevano che, essendo la ragazza l'ultima persona ad aver incontrato la suora, forse avrebbe potuto rivelare qualche utile indizio. L'amica della suora fornì una descrizione di Erika e il suo identikit fu pubblicato sul giornale. I carabinieri analizzarono anche il traffico telefonico in cerca di qualunque particolare che potesse guidarli. E intanto una scoperta gettò le indagini in un ulteriore sconcerto. Non distante dal luogo dove la donna era stata assassinata, fu rinvenuta una scritta su una parete, recante le parole Via Mazziano e un pentacolo con un 6 sulla sommità di 3 punti. La comunità raggelò. A quanto sembrava, il movente dell'omicidio era da ricercarsi nel satanismo. Nel frattempo, un complicato e intenso lavoro di intercettazioni e di controllo telefonico diede i suoi frutti il 28 giugno. La fantomatica Erika non era che un simulacro, la fusione di ben 3 perverse quanto insospettabili personalità. Quando la notizia comparve sui giornali, la cittadinanza restò scioccata. A uccidere Suor Mainetti erano state le 17enni Ambra Gianasso, Veronica Pietrobelli e la 16enne Milena De Giambattista, 3 ragazzine. La loro confessione fu agghiacciante. Avrebbero pianificato e messo in atto l'omicidio della suora praticamente per gioco. Ciò però non convinse gli inquirenti e approfondirono le indagini per conoscere il vero movente. La premeditazione e la reiterazione del delitto, utile alle sue modalità, non collimavano con un assassinio effettuato per caso. La ricostruzione fu la seguente. La Mainetti incontrò Veronica in piazza Castello e la ragazza condusse la vittima in zona Poiatengo, dove attendevano le complici. A quel punto scattò l'agguato.
Prima infierirono sulla suora con una mattonella, per poi utilizzare il coltello da cucina che a turno impugnarono per colpirla. Dopo l'omicidio, le 3 assassine si recarono a un Luna Park alle porte della città. Dapprima la polizia fu talmente spiazzata che pensò che le 3 ragazzine fossero state plagiate e forse guidate da una mente adulta, ma la verità era molto più banale. Erano state loro le uniche artefici di quel delitto mostruoso. Gli psichiatri che le interrogarono portarono a galla il disagio sotto la loro apparente normalità. Storie di separazioni, di alcolismo e di rabbia devastante che sfociava in atti di autolesionismo. Annoiate dalla vita monotona di Chiavenna, cercavano momenti di evasione ascoltando la musica di Marilyn Manson. Iniziarono così a commettere atti vandalici a sfondo satanico e rituali, durante i quali bevevano il proprio sangue, in un crescendo di tensione emotiva, fino a quando i loro intenti non assunsero forme di consolidata violenza. Volevano una vittima sacrificale che fosse pura, e questa scelta ricadde sulla Mainetti. A onor del vero, la componente satanica di questo delitto era estremamente labile e marginale. Si trattava in realtà di personalità disturbate, vinte dalla rabbia e dallo sconforto, che hanno visto nell'occultismo una valvola di sfogo per le loro turbe e che hanno utilizzato Satana come mero pretesto. Il processo che ne seguì stabilì una pena di 8 anni per Milena e Veronica, mentre Ambra fu dichiarata incapace di intendere e volere a seguito di una perizia psichiatrica, pertanto assolta, almeno fin quando la sentenza non sarà ribaltata, condannandola a una pena detentiva di 12 anni. Nel 2006 Veronica e Milena uscirono dal carcere, mentre ad Ambra, nel 2007, è stata concessa la semilibertà.